Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Cagliari-Chievo finita con il risultato di 2-1, partita valevole per il terzo turno di Coppa Italia, partita vinta 2-1. Purtroppo io la partita non la posso commentare, penso come chiunque non abiti in Sardegna, perché purtroppo l'unica fonte che avevamo per guardare la partita era Videolina, però purtroppo Videolina ha bloccato lo streaming completamente e quindi se la siamo tutti presa under culo, come si suol dire a Roma. Comunque vi posso dire quello che mi è passato per la mente durante questa partita. Allora, ho sentito molti elogiare Pinna e sinceramente mi sarebbe piaciuto vederlo, perché comunque veramente tanti ho sentito elogiare Pinna e Rosico, perché per una volta che abbiamo un terzino buono mi piacerebbe vederlo. Però vabbè, a sinistra ha giocato Lico Giannis, non ho idea di come abbia giocato. Ho saputo della cappellata di Rafael, però purtroppo, ripeto, anche qui non avendo visto la partita non saprei nemmeno come commentarla, anzi non posso commentarla. Comunque un buon risultato che ci sta, tra l'altro Cagliari che passa praticamente subito in vantaggio al 7° minuto e al 17° raddoppia, prima con João Pedro e poi con Marco Rog. Scusate intanto che devo fare alcune cose, e alla fine ci sta, dai, è una vittoria che ci sta. Alla prossima incontreremo, non mi ricordo chi, ma ve lo vado a dire subito, perché tanto io sicuro che mentre sto andando a vederlo sono sicuro che qualcuno di voi starà commentando dicendo quella squadra però io non me lo ricordo. Allora scusatemi, ormai devo andare a vedere, perché incontreremo la Sampdoria. Allora pensavo bene, non l'ho voluto dire per evitare di fare figure di merda, però incontreremo la Sampdoria, che se non mi sbaglio ha vinto col Crotone, mo non mi ricordo quanto, però sono abbastanza sicuro che abbia vinto contro il Crotone. Andiamo a controllare. È al 67esimo e sta vincendo 3-1, quindi penso passi la Samp, a meno di epici ribaltoni. E sono contento perché comunque la prima uscita stagionale è una vittoria, e sono contento perché poi le vittorie fanno morale e perché questo aiuterà a dare una quadra giusta alla squadra. Spero solo che Maran faccia quello che deve fare e lo faccia bene. Quella è la mia unica preoccupazione. L'unica preoccupazione che ho è Maran. Per il resto io sto veramente tranquillissimo. Però Maran mi mette un'ansia bestiale, veramente. E niente ragazzi, tanto alla fine non c'è tantissimo da dire. Sto ripetendo sempre le stesse cose. Adesso testa a domenica prossima, dove incontreremo il Brescia alla Sardegna Arena, e sarà importante fare il risultato anche lì. Bisogna cercare di fare il bottino massimo già dall'inizio del campionato per poi eventuali passi falsi, sperando che non ce ne siano, senza temere ripercussioni. Quindi quest'anno non bisogna sbagliare, o meglio, bisogna sbagliare veramente molto poco. Detto questo, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!